Il boom del turismo che a Pasqua torna ai livelli quasi del 2019, quindi i livelli pre-Covid, lungo il litorale della costa veneta ha riaperto già il 30% degli alberghi prenotati per oltre il 60% dei posti disponibili. Boom di presenze quindi a Pasqua. Nel frattempo la regione attiva un portale per mettere in rete tutte le strutture ricettive del Veneto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 15 aprile 2022. La prima notizia del giorno riguarda appunto il turismo che, avvicinandosi a Pasqua, torna a crescere e torna ai livelli del 2019. L'osservatorio regionale sul turismo attiva un sistema di previsione dei dati di hotel e campeggi e dichiara appunto stiamo tornando ai livelli pre-pandemia. Da maggio a settembre più 8% sul 2021, a giugno più 18% grazie ai tedeschi. Ma c'è una preoccupazione che riguarda l'assenza dei russi. Da questo punto di vista, tre tagli molto diversi sui tre principali quotidiani locali del Veneto. Partiamo quindi dai quotidiani del gruppo Gedi. L'industria dei viaggi, il turismo rinasce a Pasqua, ma pesa l'assenza dei russi. Con un articolo di Laura Berlinghier dove si riportano anche le dichiarazioni dell'assessore al turismo Caner del Veneto, che dichiara la crisi dovuta alla guerra sta incidendo sulla capacità di spesa di famiglie e aziende, quindi il focus sul boom del turismo ma anche appunto sull'assenza dei russi che avrebbe una certa incidenza. Naturalmente si parla anche del portale appunto attivato dalla regione per mettere in rete le strutture ricettive e proprio su questo aspetto si concentra invece il Gazzettino di oggi che titola Il cervellone turistico, boom a Pasqua. Veneto, l'osservatorio regionale attiva il sistema di previsione e poi qui sempre una dichiarazione di Caner, assessore al turismo, sui russi, ma viene evidenziato un aspetto, viene data una lettura diversa. Caner, i russi, più timore per le nostre famiglie. Quindi non sembrerebbe così rilevante l'assenza dei russi appunto dal turismo. Federalberghi, condividere i numeri è un passo epocale. Qui il riferimento appunto è al sistema di previsione dei dati, il cervellone turistico, e naturalmente gli addetti sono stati formati per il digitale. Corriere del Veneto, mancano russi, cinesi, americani, turisti che spendono di più, il mercato ora è di chi arriva in auto, così titola il Corriere del Veneto. Verso Pasqua, famiglie con meno soldi per le vacanze, prezzi su, il turismo tenta di contenerli. Ecco, questo titolo è davvero interessante, ma anche apre a scenari piuttosto inquietanti, perché se i prezzi salgono ma il turismo cerca di tenerli bassi, ebbene viene da chiedersi dove verrà realizzato questo risparmio e la paura e il rischio è che ancora una volta in questo settore già caratterizzato da un altissimo livello di sfruttamento del lavoro, ebbene il timore è che l'idea sia quella di abbassare i prezzi, mantenere prezzi bassi e competitivi, di nuovo risparmiando sugli stipendi e sui diritti dei lavoratori. Naturalmente questo sarebbe del tutto inaccettabile. Voltiamo pagina. La sanità, Padova, record di trapianti con 17 interventi in 48 ore. L'articolo di Elisa Fais sul Gazzettino di oggi racconta della maratona non stop, appunto durata 48 ore, dove sono state impegnate 15 equip con 150 operatori per appunto operare ben 13 pazienti, da 10 donatori di organi, l'impianto di 6 reni, 4 fegati, 6 polmoni e un cuore. La notizia anche sul Mattino di Padova, sempre il titolo: la maratona record dei trapianti, ben 17 interventi eseguiti in 48 ore con una sincronizzazione perfetta in azienda ospedaliera, operazioni su 13 pazienti. Appunto di nuovo l'organizzazione ha permesso di reperire il personale e allestire le sale operatorie
15 equip per un totale di oltre 150 fra medici, tecnici e infermieri, l'articolo di Elena Livieri e anche i dati, perché oltre alla maratona da record che appunto si è svolta tra martedì 12 aprile e la serata di mercoledì 13, oltre al record ci sono anche i dati complessivi sui numeri di interventi, e Padova è seconda in Italia appunto per numero di interventi. Il Centro Nazionale ha pubblicato i dati dell'attività trapiantologica del 2021, l'ospedale di Via Giustiniani è primo in classifica per rene, pancreas e polmoni, e vediamo i dati con 48 trapianti di rene da vivente, primo posto nella classifica italiana, secondo posto invece per il trapianto di rene da cadavere, 123 in un anno di cui 10 pediatrici, primo per il pancreas 19 trapianti, primo per i polmoni 25 trapianti, secondo per il cuore 26 trapianti, sesto per il fegato 102 trapianti, per un totale di 326 trapianti nel 2021, secondo ospedale con il maggior numero di trapianti ed interventi in Italia. E sono i dati questi sicuramente di una eccellenza per quanto riguarda questo aspetto della sanità veneta e padovana in particolare. Voltiamo pagina. Il lavoro, lo sciopero dei lavoratori veneti di Poste Italiane ne è previsto nella giornata di domani. La misura è colma e quindi molti uffici postali rimarranno chiusi, lo dichiara Marco Dauria della segreteria SLC CGL del Veneto. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. Scioperiamo, dicono i lavoratori di Poste Italiane del Veneto, non solo per le condizioni di lavoro ma anche per i cittadini, per fornire loro servizi di qualità. E l'elenco delle questioni, dei problemi e delle rivendicazioni è lungo. Abbiamo perso 1500 unità in organico, spiegano i sindacati sempre con Marco Dauria, 1500 unità perse in 10 anni, le ferie non vengono autorizzate, i distacchi del personale sono sempre più frequenti, i mezzi sono ormai obsoleti, le condizioni igienico-sanitarie degli uffici postali sono precari, le pressioni commerciali sono incessanti. Quindi la misura è colma, è sciopero delle Poste Italiane in Veneto nella giornata di domani. L'ambiente, l'agricoltura, sempre sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi si torna a parlare di siccità, che ce lo siamo dimenticati, ma è ai massimi storici. Le irrigazioni dei campi sono a rischio stop, quindi il problema riguarda l'agricoltura che è in pericolo, lo dice Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto, che raggruppa 10 consorzi di bonifica delle varie province. Servono 10 serbatoi nelle ex cave e la proposta: la regione Veneto deve chiedere acqua in prestito al Trentino. Insomma, siamo già arrivati a questo punto. In realtà c'è un precedente: nel 2017 c'era stata una trattativa per chiedere appunto acqua in prestito, ma il Trentino aveva detto di no. Necessari comunque i bacini, ora o mai più, dice il presidente dell'Ambi Veneto. L'ultima notizia di oggi è una flash, riguarda il famosissimo e celebre influencer veneto Il Canal. Si definisce influencer mona e importante vendemmiatore, classe 1986, è uno dei volti social più seguiti di tutto il Veneto e ieri ha fatto coming out: non devo farmi perdonare, sono omosessuale e lo dico. Questa è la dichiarazione del Canal, che oggi ha rilasciato un'intervista al Corriere del Veneto. Dipendevo dai like, ora voglio piacere a me stesso, e parla anche di bugie. Ci sono persone che vivono fingendo, io non ho mai detto di avere una fidanzata. L'intervista del Canal a Silvia Madiotto sulle pagine del Corriere del Veneto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, noi torniamo a sentirci dopo la Pasqua e soprattutto Pasquetta. Un buon fine settimana lungo a tutte e tutti voi e una buona giornata.